Buongiorno cari persone all'ascolto, un saluto da Un Sorriso in Più Allus, io sono Paolo per la rubrica Un viaggio nell'arte. Oggi vorrei raccontarvi di che cosa si parla quando si parla di Sacri Monti. I Sacri Monti sono delle strutture devozionali collocate su delle montagne, generalmente composte da cappelline, con all'interno dei quadri o delle statue che rappresentano episodi della vita di Gesù, generalmente della Via Crucis. Quindi servivano essenzialmente a partire dal 1400 affinché i pellegrini potessero chiedere la remissione dei peccati andando su queste montagne, facendo il percorso e osservando questi quadri, queste statue, interiorizzando quindi il sentimento religioso che esse intendevano esprimere. I Sacri Monti sono stati riconosciuti dall'UNESCO, quindi da un'agenzia mondiale, come un patrimonio artistico e culturale dell'umanità. Questo perché il loro valore simbolico, la loro conservazione testimonia questo sentimento religioso molto forte che ha pervaso l'Italia, ma in realtà tutta Europa. Infatti abbiamo dei Sacri Monti non soltanto in Italia ma anche in Europa, o meglio, li abbiamo in tutto il mondo, li abbiamo anche in Cina per esempio, non riferiti ovviamente al cristianesimo ma riferiti alla religione del taoismo praticata in Cina. Quindi i Sacri Monti, come per esempio quello di Varese, come per esempio quello di Ossuccio, sono stati costruiti a partire dal 1400 perché dei pellegrini potessero recarsi e ottenere l'espiazione dei peccati. Questo in antitesi rispetto alla idea precedente che il buon cristiano dovesse andare almeno una volta nella vita in pellegrinaggio in Terra Santa. È evidente che non tutti possono fare una cosa di questo genere e proprio per questo a partire dal 1400 si è detto al posto di andare in Terra Santa tu persona singola credente puoi fare questo pellegrinaggio sul Sacro Monte. Poi ovviamente a partire dal 1400 le cose sono molto cambiate, oggi noi abbiamo la confessione per la remissione dei peccati, però un tempo c'era una mentalità diversa anche nel leggere queste cose, ci si confessava poche volte nella vita e quindi anche questo era un mezzo per ottenere la remissione dei peccati. In ogni caso, i Sacri Monti sono patrimoni artistici dell'umanità, ma sono anche delle vere e proprie opere d'arte. Quando una persona si incammina per quelle strade e vede la rappresentazione con statue dei singoli episodi, non può non rimanere affascinato, anche soltanto dall'idea che qualcuno, centinaia di anni fa, abbia deciso di incidere, di trasportare delle pietre, di costruire questi edifici così belli in luoghi così impervi, perché ovviamente bisogna fare fatica per raggiungere la sommità, però generalmente ne vale la pena. Per esempio pensiamo al Sacro Monte di Varese che ha diverse cappelle, sono state costruite proprio con l'idea della controriforma, di dare l'opportunità a tutti di poter vivere anche in maniera semplice la fede cristiana e che hanno visto peraltro svilupparsi un piccolo borgo attorno alle cappelle stesse che ancora oggi è esistente. Spero che questo video vi sia piaciuto, che ora ne sappiate qualcosa in più se non l'avete mai sentito o che ve ne siate ricordati se già conoscevate questi edifici, questa tipologia d'arte, perché di arte si tratta, e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!